Andare oltre le linee guida dell'INAIL, adottare quelle redate dal Dipartimento di Prevenzione della Regione in vista delle riaperture. Zaia illustra le richieste al governo, la CGIL attacca, sbagliato, così si apre al buio. Pur essendo la prima regione per la gestione degli ammortizzatori sociali, solo il 30% ha ricevuto il dovuto, l'assessore regionale al lavoro denuncia una mala gestione a livello nazionale. Duro sfogo del patron dell'Harris Bar contro il governo, le misure per i ristoratori, così è impossibile aprire. Non vorrei che si trattasse di una strategia della tensione per conservare le poltrone. Severo anche il giudizio dell'imprenditore Matteo Zoppas, ex presidente di Confindustria Veneto. Per noi la vera emergenza inizia ora. Altra protesta stamane davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera, i dipendenti di Serenissima, l'azienda che si occupa della distribuzione di pasti nelle mense scolastiche. Salta una condotta dell'acqua a Boriago di Mira e circa 200 abitanti si risvegliano con i rubinetti a secco. I disagi sono durati alcune ore. I campioni dell'Italia dell'Umana Rai hanno deciso di dare la possibilità ai titolari di tessere d'abbonamento per la stagione 2019-2020 di recuperare il valore economico delle partite annullate. Buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre, questa è l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Andiamo subito a vedere come sta andando l'epidemia nella nostra regione e soprattutto ovviamente nella provincia di Venezia. Buone notizie quelle che vi possiamo dare questa sera, con soltanto 10 nuovi casi di Covid-19 in tutto il Veneto, e tra Venezia e provincia c'è soltanto un nuovo caso di Covid-19. Buone notizie anche per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali. Ci sono 4 persone ricoverate in terapia intensiva presso l'ospedale di Dolo, mentre gli altri ospedali del Veneziano non hanno più pazienti in terapia intensiva. A Dolo sono state dimesse già 119 persone. Sono 18.823 i casi in tutto dall'inizio dell'epidemia, mentre ad oggi i casi attualmente positivi sono 4.953. Ovviamente questi sono i dati del Veneto. Attualmente positivi nella provincia di Venezia sono 379 persone. Il presidente Luca Zaia dice andare oltre le linee guida dell'INAIL per adottare quelle redatte dal Dipartimento di Prevenzione della Regione. In vista delle riaperture, nel quotidiano Appuntamento con la Stampa, il presidente illustra le richieste della Regione al governo. Pensiamo sia più corretto dire alle regioni: applicate le linee guida INAIL se non ci sono i vostri dipartimenti della prevenzione che hanno provveduto. La nuova battaglia che la Regione Veneto sta combattendo in vista delle riaperture del 18 maggio è questa: andare oltre le linee guida dell'INAIL che risultano inapplicabili in diverse situazioni. Le illustra il presidente Zaia nel corso del consueto Appuntamento con la Stampa. È apprezzabile lo sforzo che ha fatto l'INAIL, però per alcune attività diventa imbarazzante. Capite che se dobbiamo garantire 4 metri quadrati ad ogni avventore di ristorante, finisce, e il distanziamento dei tavoli, finisce che i ristoratori mi dicono: se applico la lettera a quello che c'è scritto non apro più. Preoccupati per le prescrizioni ristoratori, baristi, ma l'esempio più eclatante è quello delle spiagge, dove, sottolinea Zaia, l'ipotesi di una distanza di 4 o 5 metri tra gli ombrelloni rischia di mettere la pietra tombale sul settore turistico, prima voce dell'economia veneta con 18 miliardi di fatturato. Guarda, ho parlato anche stamattina con albergatori, con gestori di bagni, di spiagge, c'è una tragedia. Ma stiamo colpendo l'industria più fiorente che abbiamo, Cioè il turismo. Vi ricordo che la prima industria in Veneto è il turismo. Bisogna risolvere anche questo problema, senza far colpe a nessuno. Guardate, io voglio sottolineare, senza far colpe a nessuno. Stiamo davanti a una tragedia che è senza il libretto delle istruzioni, per cui ogni giorno c'è qualcosa da aggiustare, da inventare. Però è importante di avere anche un minimo di buon senso, ad accettare che ci possano essere anche dei cambi di percorso, no? La linea del Veneto, come di molte altre regioni, è quindi quella di riuscire a far adottare le linee guida regionali più adeguate alla situazione dei diversi territori. La crisi morde, il Veneto sta perdendo e ha già perso 50.000 posti di lavoro. Abbiamo qui una rappresentanza di signore che giustamente sono qui per la cassa integrazione e poi parleremo anche di questa. Però la vera preoccupazione è che 50.000 posti di lavoro non è che li riusciamo a ricostruirli dopo qualche ora.
e di questi 35.000 vengono dal turismo, dal mondo dell'ospitalità in generale. E dal lunedì prossimo, continua Zaia, appellandosi alla responsabilità dei veneti, con la decisione di aprire negozi, bar, ristoranti, parrucchieri e palestre, il Veneto si sta giocando la partita decisiva. Dal lunedì 18 c'è ragione di arrabbiarsi ancora di più se vedi qualcuno senza mascherina o se vedi qualcuno che porta in maniera simbolica la mascherina come una sciarpa appesa al collo. Perché dal lunedì 18 ci giochiamo il nostro futuro e questi veneti lo debbono sapere. Le riaperture al buio e senza regole di Zaia rappresentano un pericolo molto serio per la salute dei lavoratori. Questa è la risposta arrivata immediatamente alle parole del Presidente da parte di Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto. C'è davvero da essere preoccupati, ha detto Ferrari, in vista di che cosa potrà accadere a partire da lunedì 18 maggio. E il primo elemento è legato alla decisione di riaprire tutte le attività economiche indistintamente. Un minimo di saggezza consiglierebbe di verificare almeno gli indicatori e i numeri dei contagi questo fine settimana. Come se non bastasse la forzatura temporale, Zaia ne propone una seconda, addirittura sulle regole da osservare per aprire in sicurezza. La CGIL, conclude Ferrari, non accetterà alcuna violazione o forzatura. 88 anni compiuti ad aprile, il decano della ristorazione veneziana Arrigo Cipriani suona la carica a nome della categoria contro il governo. Le misure prese per distanziare tavoli e clienti fa sentire la sua voce. Sentiamo. Arrigo Cipriani non è per niente contento che si stia avvicinando il 18 maggio. Lo spiega e non le manda a dire. Il governo di Roma sta distruggendo tutto, a partire dal suo settore, quello della ristorazione, che altro che distanze, oltre che di cibo, è fatto di accoglienza e vicinanza. L'accoglienza ha bisogno di affetto, ha bisogno di libertà, ha bisogno di mancanza di imposizioni. Allora questa regolamentazione che hanno fatto sugli spazi sembra una roba da lager, capisce? E non potrà mai funzionare con l'ospitalità italiana. Devo dire che questi signori, bravissimi per l'amor di Dio, si preoccupano molto per la nostra salute e evidentemente per la nostra morte da coronavirus, però non si preoccupano di quello che succederà dopo, ci sarà la morte di fame, perché così si potrà solo morire di fame. Diciamo che non ci saranno neanche i clienti, capisce? Perché Venezia, per esempio, è una città turistica che dipende del 60-70% dal turismo. Per un anno turismo qui non ce ne sarà. Esatto. Allora, mettiamo assieme queste regole più la mancanza di turismo, si trovano di fronte a una crisi che credo che a Roma non abbiano neanche l'idea di che cosa sia, a meno che non stiano usando la strategia della tensione, perché ha tutti gli aspetti di una strategia della tensione. Cioè cosa intende? Intendo che vogliono mettere delle regole per conservare il più possibile il loro posto a Roma. Ecco, questo è, perché se in tempi normali credo che la gente li manderebbe a casa dopo 2 minuti, perché questi qui non hanno mai lavorato, non sanno che cosa sia il lavoro, non sanno che cosa sia il turismo, non sanno che cosa sia nulla. Ecco, le regole che hanno messo sono regole da geometra, con tutto il rispetto per i geometri, ma il geometra fa una cosa per costruire in qualche cosa, questi qui stanno distruggendo tutto. E adesso parliamo di lavoro. Pur essendo il Veneto la prima regione per la gestione degli ammortizzatori sociali, pare che soltanto il 30% dei lavoratori abbia ricevuto il dovuto. L'assessore Donazzan parla di mala gestione da Roma. Dopo numerose richieste di cittadini in difficoltà per la mancata erogazione della cassa integrazione, durante il consueto punto stampa del presidente Zaia, l'assessore al lavoro Elena Donazzan ha chiarito e denunciato alcuni aspetti. Sappiate che il Veneto è la prima regione, dati INPS, per la gestione degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione in deroga, con 114.000 lavoratori interessati e 33.700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, quindi una percentuale molto bassa, eppure siamo la prima regione in Italia. Questo è accaduto, ha evidenziato l'assessore, perché si è adottato lo strumento sbagliato. Non è una crisi di mercato, ma è una crisi da pandemia, quindi con decretazione che ha chiuso tutte le attività era del tutto evidente che non sarebbe stato questo lo strumento, non era questo lo strumento utile. Vi dico solo velocemente come è stata la procedura fino ad oggi, perché è questo che
da subito, almeno io avevo ritenuto fosse sbagliato, avendo anche l'esperienza della cassa integrazione degli anni 2009, 10, 11. L'azienda deve fare domanda sul portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche, poi trasferisce tutto con dati cumulativi all'INPS, che ha banche dati che non sono in disponibilità della regione. Lì si deve vedere se l'azienda ha titolo o meno di accedere a quell'ammortizzatore che si chiama cassa integrazione in deroga. L'INPS si interfaccia a sua volta con l'impresa, l'impresa deve dare dati personali del lavoratore, singolo lavoratore, compreso l'IBAN del suo conto corrente, e a quel punto lì l'INPS paga. Un sistema farraginoso, evidenzia Donazzan, a discapito dei lavoratori e delle famiglie. Per questo i presidenti hanno fatto una proposta al governo. Le procedure le ha scelte la Regione del Veneto? No, nemmeno le regioni italiane, non c'è stato un momento di confronto. Siamo competenti in materia? No. Siamo competenti nel pagamento? No. Per tutte queste questioni, condizioni oggettive, abbiamo detto evitate la lungaggine, e quindi i presidenti hanno proposto al governo una soluzione che sia quella di interfacciarsi direttamente con l'INPS, che ha competenza di norma e competenza di cassa. Soluzione che dovrebbe arrivare con il nuovo decreto legge discusso in mattinata. E severo anche il giudizio dell'imprenditore Matteo Zoppas, ex presidente di Confindustria. Le misure che stiamo mettendo in piedi sono delle misure che sono assolutamente irrisorie, perché soprattutto adesso, quando si riapriranno le attività che hanno già cominciato ad aprire, ma soprattutto quando riaprirà il commercio al dettaglio, la ristorazione, il turismo, eccetera, eccetera, ci renderemo conto che il problema non è finito, non è esaurito. Il fatto di riaprire le attività è l'inizio del problema, non è la fine del problema, perché di fatto quello che stiamo vedendo, che è naturalmente il raggiungimento di quello che dovrebbe essere un equilibrio tra il rispetto della sicurezza e della salute ed il rispetto della salute economica, si sta posizionando per forza di cose in un punto che per tanti è un punto di non ritorno. Da qui a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi noi avremo la categoria degli imprenditori, non solo quelli industriali, che sarà in serie difficoltà e avrà veramente bisogno di essere aiutata, ma con delle iniziative a fondo perduto come viene fatto in tutte le altre nazioni. Stavamo già guardando il burrone. C'è una fascia di imprenditori che già oggi non potrà riaprire, lo vedremo entro un paio di mesi sicuramente. C'è stata un'altra protesta oggi davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera. Questa volta a far sentire la loro voce sono stati i dipendenti di Serenissima. Siamo qui per dimostrare la nostra indignazione perché a tutt'oggi noi non abbiamo neanche ancora visto il fondo di solidarietà a cui Serenissima ha fatto richiesta, e abbiamo ricevuto delle buste paga con una cifra diciamo simbolica, perché a marzo abbiamo avuto un anticipo sulla 14ª e ad aprile un anticipo sulla 13ª. Cifre veramente esigue, perché si parla al massimo di 100 euro, con cui molte di noi monoreddito con figli non riescono a far fronte alle spese. Oltretutto a Serenissima, se chiedi documenti per poter sospendere i mutui o i finanziamenti, sono sordi e non mandano neanche il documento. Una rappresentanza di dipendenti Serenissima per la distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche di Martellago e Mogliano si è radunata davanti alla Protezione Civile di Marghera per chiedere aiuto. Oltretutto noi non abbiamo una prospettiva nel futuro di quando potremo ricominciare a lavorare, perché nessuno parla delle mense scolastiche. Parlano per la scuola, ma le mense scolastiche non si sono mai sentiti accenni. Sì, praticamente se le scuole non riaprono voi non lavorate. Non sappiamo, per adesso dovremo avere questo FIS quando arriverà, ripeto, Serenissima non ha anticipato nulla, e a settembre non sappiamo neanche ancora cosa sarà. A tutt'oggi risposte zero, abbiamo scritto ai prefetti per avere una convocazione, in effetti i prefetti hanno anche risposto invitando Serenissima a convocarsi, cosa che non hanno fatto, diversamente da altre aziende del settore che hanno anticipato la FIS direttamente. I dipendenti si sono poi incontrati con l'assessore al lavoro Elena Donazzan. Il tema è che affronterò ovviamente con l'azienda, perché sono parte di una grande realtà che vediamo se è in grado o meno di anticipare l'ammortizzatore. Però il problema resta quello delle mense scolastiche, perché guardate che
il non avere un'idea di come rientrare a scuola e quindi anche dire alle famiglie che si rinuncerà del tutto al tempo pieno significa cancellare servizi mensa, e questo ha un impatto economico, ha un impatto per questi lavoratori, ha un impatto per le famiglie, e quindi oggi mi occuperò certamente dell'emergenza degli ammortizzatori sociali per loro, però c'è un problema di prospettiva. Salta una condotta dell'acqua, siamo a Borbiago di Mira, 200 abitanti si sono svegliati con i rubinetti a secco, non è la prima volta che accade. Si rompe un tubo dell'acqua poco prima delle 6 del mattino a Borbiago e alcune centinaia di persone si trovano appena alzate i rubinetti del bagno a secco. I disagi, durati fino alle 10 circa con il ripristino della fornitura idrica, hanno interessato parte degli abitanti di via Giovanni XXIII e tutti quelli della laterale via Val Gardena. Verso le 5:40 aveva infatti ceduto la condotta dell'acqua, del diametro di 25 cm, che sta sotto la via principale. La perdita ha anche provocato il cedimento di alcuni metri quadri di sede stradale. I residenti di via Val Gardena si sono ritrovati fino a 15 cm di fango nella stradina e una buona parte di loro anche in giardino. Sul posto alcune squadre della società Veritas, dei Vigili del Fuoco e del Comune di Mira. Non sarebbe la prima volta che a Borbiago si resta senza acqua per la rottura di una tubazione. Ce lo hanno ricordato alcuni residenti, memori che le condotte sono state posate una quarantina di anni fa. Io chiederò a Veritas uno stato dell'arte sullo stato delle condotte. Dobbiamo capire prima di eventualmente capire se le cose sono concatenate oppure no. Ad Eraclea la collaborazione dei cittadini con i carabinieri ha permesso l'arresto di un malvivente. Vediamo. Cittadini attenti fanno arrestare lo spacciatore. I carabinieri di Eraclea hanno messo le manette a un 29enne tunisino con vari precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, senza fissa dimora e disoccupato, è stato individuato dagli uomini dell'Arma grazie ad alcune segnalazioni di cittadini di Eraclea Mare che avevano notato uno strano via vai in un appartamento della zona. Il blitz è scattato subito dopo che il nordafricano aveva ceduto una dose di cocaina a un giovane di Treviso. Perquisita l'abitazione del 29enne, sono saltate fuori, nascoste in più punti della casa, 26 dosi e un sasso di cocaina per un peso complessivo di 87 grammi, 3 involucri con 25 grammi di marijuana e un contenitore con 16 grammi di hashish e quasi 6.000 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Nell'abitazione è stata trovata anche una 17enne vicentina che ha detto di avere una relazione con l'uomo e che, pure se per pochi giorni ancora minorenne, è stata affidata alla madre. Il giudice ha invece disposto il trasferimento dell'arrestato al carcere di Venezia in attesa dell'udienza di convalida. Nelle stesse ore un altro arresto per droga a Marghera da parte dei carabinieri della radiomobile di Mestre. In manette è finito un egiziano di 36 anni irregolare pregiudicato che è stato visto vendere una dose di cocaina a un giovanissimo dalle parti della fermata del tram in via Emmer. Perquisito dagli uomini della pattuglia, aveva addosso 14 grammi di cocaina confezionati in 2 distinti ovuli pronti per la vendita. A cosa le servisse una pinza nascosta nel reggiseno ai vigili urbani non ha saputo spiegarlo. Una 31enne bosniaca in avanzato stato di gravidanza è stata denunciata insieme ad una 23enne croata per il reato di possesso di strumenti da scasso. Le due donne sono state perquisite dalla polizia locale in via Cappuccina, scoperte mentre facevano ricognizione sui portoni d'ingresso di alcuni palazzi. Oltre alla pinza, le due avevano 2 cacciaviti e una plastica rigida per forzare le serrature. A loro carico sono emersi moltissimi precedenti per furti in abitazione, in particolare la 31enne incinta dopo essere uscita dal carcere. Nel marzo 2019 era stata già trovata l'anno scorso dalla polizia locale in via Cavallotti a Mestre, sempre in possesso di strumenti da scasso. Sport e buone iniziative, sport e buone condotte. Parliamo degli uomini dell'Umana Reyer Venezia, i campioni d'Italia di basket. Infatti hanno deciso di dare la possibilità a tutti i titolari di tessere d'abbonamento della stagione 2019-2020 di recuperare il valore economico delle partite annullate a causa del coronavirus. Il rimborso avverrà sotto forma di voucher spendibili per l'ingresso ai prossimi eventi sportivi organizzati dalla società. Per ottenere il voucher sarà necessario collegarsi al sito vivaticket.it e compilare online il relativo modulo.
Con le immagini degli uomini dell'Umana Reyer noi ci fermiamo, vi lascio le previsioni del tempo e poi a seguire l'informazione di TG Treviso. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo tutto sommato in prevalenza stabile sul nostro territorio, ma è atteso un nuovo peggioramento. Vediamo a partire da quando con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto sarà asciutto un po' dappertutto, sarà anche ampiamente soleggiato, con cielo poco nuvoloso e solo con qualche locale addensamento. Entro la serata e soprattutto durante la notte la situazione però cambierà drasticamente con rovesci e temporali via via più diffusi. Temperature minime fino a 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 26 gradi. Poche novità poi sul Friuli Venezia Giulia, in giornata anche qui avremo bel tempo con il sole, vedete, dappertutto, ma anche qui durante le ore serali arriveranno le prime piogge. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 25 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, sole prevalente con qualche locale annuvolamento, anche qui durante la notte è previsto l'arrivo di precipitazioni un po' ovunque. Temperature minime sui 13 gradi, massime invece intorno ai 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.